Siamo in una macelleria. Da prima mattina c'è il macellaio sul banco che sta a tagliare un po' di carne. Dall'entrata si vede che entra un cane. E il macellaio si guarda così e vede che il cane c'ha un foglietto in bocca. Incuriosito fa il giro del bancone, arriva là, gli leva sto foglietto, lo apre e dentro c'è scritto: per cortesia mi fa 4 fettine, 2 braciole e 6 salsicce. E poi riguarda il cane e si accorge che il cane c'ha pure 50 euro in bocca. Dice: incredibile. Allora che fa? Leva i soldi dalla bocca del cane, gli prepara tutto questo, gli fa un sacchetto, come glielo allunga il cane col muso lo prende e esce dalla macelleria. Ma il macellaio non ha mai visto una cosa del genere, incuriosito decide di seguire sto cane. Chiude al volo la macelleria e piano piano comincia a camminare, no? E sto cane con sta busta in bocca, a un certo punto arriva un incrocio e il cane si ferma vicino al semaforo, posa il sacchetto per terra, si alza su due zampe, con una zampetta clicca il pulsante del semaforo e il macellaio sempre più sbalordito si rimette giù. Quando il semaforo scatta verde il cane rivia la busta, attraversano e il macellaio sempre dietro, sempre più incredulo. Mo cammina per qualche centinaio di metri fino a che arrivano davanti a una villetta e il cane che fa? Posa la busta per terra, pia la rincorsa e comincia a dare tutte capocciate alla porta. Bam! 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 E il macellaio guarda con gli occhi sgranati. Fino a che niente, non apre nessuno, il cane che fa? Fa il giro, gira intorno a casa e comincia a piaccapocciare una finestra. E fino a che dopo qualche minuto si spalanca la finestra, apre il padrone, gli leva la busta delle mani e comincia a strillare il cane, comincia a insultarlo, no? Arriva subito il macellaio, si mette in mezzo e fa: fermo, ma che fa? Non lo tratti male, il suo cane è intelligentissimo. Quello ti guarda e fa: ah, intelligentissimo, sta settimana c'è la terza volta e si scorda le chiavi sto coglione.